Buongiorno a tutti. La settimana scorsa abbiamo accennato al debito pubblico piemontese e abbiamo detto che era un debito pubblico enorme, un debito pubblico spaventoso che stava per portare il Piemonte alla bancarotta, che avrebbe portato il Piemonte alla bancarotta in pochissimo tempo. Abbiamo accennato a questo enorme debito pubblico anche nelle puntate precedenti e allora oggi mi sono riproposto di approfondire il discorso sul debito pubblico piemontese prima di andare avanti. E cosa vorrei fare oggi? Vorrei, insieme a voi, accertare l'entità di questo debito pubblico, quindi vedere proprio la cifra reale di questo debito pubblico. Devo fare una premessa, dovrò parlare di cifre, dovrò fare raffronti tra cifre, dovrò quindi anche spesso usare un linguaggio un poco tecnico, quindi prego tutti i miei ascoltatori di mettere in questa trasmissione un'attenzione un po' superiore al solito, perché non sarà facilissimo seguirmi, anche se io cercherò di essere il più discorsivo possibile. Abbiamo detto quindi che c'era questo debito pubblico e che noi vorremmo sapere a quanto ammontava. Ma perché abbiamo questa curiosità? Perché non possiamo dire subito, immediatamente, con esattezza e con certezza a quanto ammontava il debito pubblico piemontese nel 1860? Perché non esistono i bilanci dello Stato piemontese. Lo so che vi sembrerà fantascienza, ma il Piemonte nel 1853 smette di produrre i suoi bilanci ufficiali e va avanti dall'anno successivo in poi con dei conti economici provvisori, rinviando sempre all'anno successivo la redazione del bilancio definitivo. Questo bilancio non c'è mai stato. Il Piemonte non ha mai più fatto un suo bilancio, perché nel 1860 avviene la cosiddetta unificazione e si stabilisce che tutti gli stati unificati continuino la loro attività economica con dei conti provvisori, in previsione e in attesa del bilancio ufficiale dell'Italia unificata, che avremo nell'autunno del 1862. Quindi il Piemonte continua anche lui, come tutti gli altri stati, con dei conti provvisori. Quindi l'ultimo bilancio ufficiale del Piemonte è quello del 1853. Ora, sapere qual era la reale entità del debito pubblico piemontese non è una curiosità solamente nostra, anche all'epoca molti autori si chiedevano la reale entità di questa cifra. Tra gli autori che si chiesero anche loro questo dato, che si riproposero di trovare questo dato, c'è anche il napoletano Giacomo Savarese, il quale scrive un libro, Le finanze napoletane e le finanze piemontesi dal 1818 al 1860. In questo libro si ripropone di individuare la cifra reale del debito pubblico piemontese e fa una cosa tutto sommato abbastanza logica. Cioè lui dice: se io mi prendo tutti i bollettini di addebito dello Stato piemontese e li sommo tra loro, alla fine avrò come risultato il debito pubblico piemontese. E comincia questa operazione mastodontica, perché comunque deve ricostruire 7-8 anni di contabilità. Mentre fa questa operazione, però, a un certo punto comincia ad accorgersi di un fatto sconcertante. Comincia ad accorgersi, cioè, che tanti di questi bollettini non hanno l'indicazione della destinazione del denaro. C'è l'indicazione dell'addebito, ma non si sa questi soldi a cosa sono serviti. E questa cosa lui la riscontra moltissime volte. Che cosa succedeva? Succedeva che nella pubblica amministrazione piemontese era dilagata la corruzione. Della corruzione nello Stato piemontese, della situazione drammatica dell'ordine pubblico in generale nello Stato piemontese parleremo più avanti. Adesso cosa ci interessa? Ci interessa solo che il povero Savarese si trova di fronte ad una cosa più grossa di lui, ad una cosa che non immaginava neanche di scoprire.
Però a un certo punto lui trae le sue conclusioni. Ecco quello che il grande studioso napoletano ci dice. Come avviene che dal 1855 al 1859 non siano più stati presentati i conti, né si sia proceduto all'assestamento definitivo dei bilanci? Abbiamo detto, non ci sono i bilanci, ma è proprio quello che Savarese ci sta confermando. Che cosa si potrebbe rispondere a chi ci venisse a dire che i conti dal 1855 al 1859 contengono spese ingiustificabili, ovvero spese tali che un ministro non oserebbe confessare al cospetto del proprio Parlamento? I soldi sparivano dalle casse. I politici lo sapevano tutti e si andava avanti così. Ho fatto questa breve digressione perché? Perché la considerazione viene spontanea. Signori cari, questi sono quelli che hanno fatto l'unità d'Italia. Non dobbiamo sconvolgerci se dopo l'unità inizia una serie ininterrotta di scandali, uno più terribile dell'altro, perché l'Italia finisce nelle mani di questi signori che facevano sparire i soldi dalle casse dello Stato, ma lo facevano già prima. Però, dicevo, dobbiamo arrivare a questo dato, dobbiamo trovarlo, il dato non ufficiale, ma comunque reale. E allora non esistevano i bilanci dello Stato piemontese per i motivi che abbiamo visto, però esistevano gli economisti in Italia e gli economisti studiavano l'economia degli Stati italiani. E la civiltà cattolica il 6 agosto del 1864 pubblica un articolo nel quale fa il punto sulla situazione economica degli stati italiani prima dell'unità, riportando dati presi da riviste di economia. Ci dice la civiltà cattolica che il debito pubblico del Piemonte nel 1860 era di 1 miliardo e 128 milioni. È una cifra realistica, molto vicina alla cifra ufficiale, alla cifra vera, perché è una cifra che ci viene confermata anche da altri documenti, come vedremo di qui a poco. Quindi il Piemonte dal 1854 smette di fare i suoi bilanci ufficiali, non solo perché la sua economia va a rotoli e il debito pubblico comincia a crescere a dismisura e non riescono più a starci dietro, ma anche perché non avrebbe come giustificare tutte queste uscite che non hanno una loro destinazione. Sono molti, sono quindi almeno 2 i motivi per i quali il Piemonte a un certo punto smette di fare i bilanci, ma smette di fare i bilanci perché sa benissimo che poi di lì a poco potrà mettere le mani nelle casse degli altri stati. Dicevo però che anche se non esiste un documento ufficiale piemontese, noi possiamo comunque fare riferimento a documenti ufficiali dello Stato italiano. Abbiamo un documento dello Stato italiano molto importante che si chiama Gran Libro del Debito Pubblico, che ci illumina su questo punto. Nel luglio del 1861, su proposta del ministro Bastoggi, viene istituito il Gran Libro del Debito Pubblico, cioè un libro nel quale si consolidano i debiti pubblici di tutti gli stati preunitari. Che significa si consolidano? Significa che si accerta l'entità di questi debiti e si uniformano tutti ad un'unica valuta, perché ovviamente prima dell'unità ogni Stato aveva una valuta diversa. Si decide di uniformarli tutti quanti alla lira piemontese. In questo gran libro del debito pubblico, che però risale al luglio del 1861, il Piemonte iscrive un debito pubblico di 1 miliardo 292 milioni, quindi è realistico che nel 1860 il suo debito pubblico era di 1 miliardo 128, come dicono gli economisti. Comunque, nel Gran Libro del Debito Pubblico il Piemonte iscrive un debito di 1 miliardo 292 milioni. 1 miliardo 292 milioni. Il Regno delle Due Sicilie iscrive un debito pubblico di 600 milioni. Il Piemonte, il piccolo Piemonte,
il piccolissimo Piemonte iscrive un debito pubblico che è più del doppio, ma molto più del doppio, abbastanza significativamente più del doppio del debito pubblico del Regno delle Due Sicilie. Per quanto riguarda il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie, i 600 milioni erano ampiamente coperti. Il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie è un debito pubblico che possiamo senza alcun dubbio definire contabile. Perché? I 600 milioni erano coperti da cespiti statali. Nel senso, lo Stato possedeva delle risorse che erano superiori al debito pubblico. Faccio un paio di esempi giusto per farmi comprendere. Il Regno delle Due Sicilie era proprietario dei terreni demaniali. I terreni demaniali furono venduti nel 1862 e fruttarono 300 milioni. Quindi già i terreni demaniali coprivano metà del debito pubblico. Ma il Regno delle Due Sicilie era anche proprietario delle monete d'oro e d'argento del Banco di Napoli, che erano 410 milioni. Il circolante in tutto era 443 milioni, ma le monete preziose erano 410 milioni. Quindi 410 milioni di monete preziose coprivano ampiamente gli altri 300 milioni del debito pubblico. Quindi era un debito pubblico fittizio. Ora, alla luce delle concezioni moderne dell'economia, questa cosa non è che sia molto valida, perché gli stati devono avere un debito pubblico perché serve per produrre lo sviluppo. Ma a noi di tutto questo non interessa proprio nulla. Cioè, in questo momento e veramente anche in altri momenti, io non mi preoccupo proprio di giudicare se il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie era troppo basso o troppo alto. È un dato di fatto incontestabile che dopo l'unità il Piemonte getta sugli altri stati italiani una parte del suo debito pubblico, spalma il suo debito pubblico sugli altri stati italiani. E questo consente al Piemonte di non affrontare la bancarotta, perché il debito pubblico piemontese avrebbe inevitabilmente di lì a poco portato alla bancarotta. Vediamo su questa storia della bancarotta e su questo fatto del debito pubblico piemontese cosa ci dice un autore piemontese. Come voi sapete, io riporto sempre testimonianze di autori rigorosamente super partes, perché voglio che le cose che io dico siano assolutamente credibili, possano essere facilmente accettate. Anche Giacomo Savarese, di cui ho parlato prima, era un liberale, uno che era stato un esule, era tornato a Napoli dopo l'unità con 1000 speranze, con 1000 sogni, e poi ha cominciato a vedere quello che stava succedendo. Vediamo allora cosa ci dice questo autore piemontese che si chiama Piercarlo Boggio. Piercarlo Boggio era un politico di rilievo molto importante, vicinissimo a Cavour, ed è una persona assolutamente degna di fede. Quello che dice è assolutamente incontestabile. È una persona anche che merita una certa ammirazione perché è morto eroicamente nella battaglia di Lissa. Lui comandava una delle navi colpite e prima di abbandonare la nave si è accertato che tutti i marinai fossero salvi. Poi non c'è stato tempo per salvarsi lui ed è morto, è affondato con la nave, ma l'unica persona che è morta in quell'affondamento è stato lui, dopo essersi accertato che tutti i marinai fossero andati via salvi. Quindi una persona assolutamente degna di rispetto, ed sono degni di rispetto le cose che scrive, evidentemente. Quindi sentiamo cosa dice. Scrive un opuscolo, un piccolo libro che si chiama Fra un mese puntini sospensivi, nel 1859. Fra un mese, se non ci diamo una mossa, il Piemonte fallisce. Questo voleva dire. Ecco che cosa ci dice. La pace ora significherebbe per il Piemonte la reazione alla bancarotta. Il Piemonte accrebbe di ben 500 milioni il suo debito pubblico. Falsò le basi normali del suo bilancio. Ogni anno il bilancio del Piemonte si chiude con un aumento del suo passivo. L'esercito assorbe il terzo circa di tutte le entrate.
la sproporzione è flagrante, anomala, eccessiva, ma pure l'esercito è il palladio delle nostre speranze, è la base delle nostre aspirazioni. Ridurre l'esercito equivarrebbe ad abdicare all'idea italiana e conservandolo qual è, il paese viene rapidamente spinto alla bancarotta. Ecco dunque il bivio, o la guerra o la bancarotta. La guerra per andare a mettere le mani nelle casse degli altri stati, altrimenti ci sarà la bancarotta. Quindi abbiamo già cominciato a quantificare il debito pubblico piemontese e lo abbiamo anche quantificato in maniera abbastanza realistica. I dati che abbiamo detto sono dati abbastanza vicini alla realtà. Poi cosa succede? Succede che nell'autunno del 1862 viene finalmente fatto il bilancio dell'Italia Unita e in questo bilancio ogni Stato conferisce quindi il suo debito pubblico, ma nel frattempo è entrata in vigore la legge Pepoli nell'agosto del 1862 che ha introdotto la lira italiana. Quindi i debiti degli stati preunitari vengono conferiti nel bilancio unificato della nuova Italia in lira italiana. Vediamo il Piemonte cosa conferisce. Il Piemonte conferisce 62 milioni, il Regno delle Due Sicilie 33 milioni, la Lombardia 7 milioni e mezzo, il Granducato di Toscana 8 milioni, tutti gli altri territori messi insieme 1 milione e mezzo. Quindi, conclusione, il Piemonte da solo conferisce, il piccolo Piemonte, con 4 milioni e 400 mila abitanti, che erano veramente una percentuale minima degli abitanti della Nuova Italia, conferisce il 57% del debito pubblico. L'Italia nasce con un debito pubblico pazzesco sul suo groppone, che è il debito pubblico piemontese. Il debito pubblico piemontese era di 15 lire pro capite. Il debito pubblico del Regno delle Due Sicilie era di 3 lire e mezzo pro capite. Questo dice tutto. Poi andiamo a discutere in un'altra sede dell'inutilissima discussione sul fatto che l'Italia doveva, il Regno delle Due Sicilie doveva fare il debito. Non ci interessa. A noi interessa che il fatto che il Regno delle Due Sicilie non avesse fatto debito pubblico ha salvato l'Italia. L'Italia Unita si è potuta salvare grazie al fatto che il Regno delle Due Sicilie aveva un debito pubblico inesistente, non irrisorio, proprio inesistente. Tutto questo che ho detto io ora, che andrebbe approfondito con altre testimonianze e altre letture, ci viene però in qualche maniera sintetizzato da Nitti nel suo epico libro Nord e Sud. Vediamo cosa ci dice Nitti. Nel luglio del 1860 fu pubblicata la situazione delle finanze napoletane per cura dello stesso Ministero delle Finanze. La pubblicazione contiene tutti i bilanci del 1848 al 1859. È normale. Il Regno delle Due Sicilie era uno Stato amministrato da persone serie, da ottimi economisti che facevano tranquillamente il loro bilancio tutti gli anni. La finanza piemontese è più difficile da esaminare di quella napoletana. È quasi impossibile perché non c'erano i bilanci. Nel 1862 i consuntivi non giungevano che al 1853. Consuntivi significa bilanci ufficiali, bilanci consolidati ufficiali. Il disordine nell'esazione delle imposte e nelle spese era notevole e mancano ancora oggi, ma Nitti scrive nel 1900, ma non saranno mai più trovati questi elementi, mancano ancora oggi molti elementi di giudizio. Questo è quello che dice Nitti. Come vedete, in pochissime parole ha condensato tutto quello che vi ho detto io finora. Chiudiamo sempre con una testimonianza di Nitti a proposito della differenza tra l'economia piemontese e l'economia del Regno delle Due Sicilie. Ciò che è certo è che il Regno di Napoli era nel 1859 non solo il più reputato
in Italia per la sua solidità finanziaria, ma anche quello che tra i maggiori stati si trovava in migliori condizioni. Scarso il debito, le imposte non gravose e ben armonizzate. Ecco, questo è un argomento interessante. Dobbiamo dedicare una puntata alle imposte presenti in Piemonte e presenti nel Regno delle Due Sicilie. Dobbiamo dedicare una puntata alla differenza tra il regime fiscale del Regno delle Due Sicilie e il regime fiscale in Piemonte. L'Italia unita eredita in toto, totalmente in blocco, il regime fiscale del regno piemontese, perché il Piemonte dopo l'unità trasferì le sue leggi agli altri stati. Dicevo, scarso il debito, le imposte non gravose e ben armonizzate, semplicità in tutti i servizi fiscali e nella tesoreria dello Stato. Ma queste cose non lo dice uno storico filoborbonico. Nitti era filosabaudo, era uno che aveva molta riconoscenza per i piemontesi, per quello che avevano fatto. Non aveva nessuna nostalgia, come tutti i grandi economisti e tutti i grandi storici dell'Ottocento non aveva nessuna nostalgia per il Regno delle Due Sicilie, però era una persona onesta e diceva le cose come stavano. Il contrario di molti economisti e di molti storici contemporanei. Era proprio il contrario del Regno di Sardegna, dove le imposte avevano raggiunto livelli elevatissimi, e lo vedremo, dove il regime fiscale rappresentava una serie di sovrapposizioni continue, fatte in gran parte senza criterio, con un debito pubblico enorme, e a cui pendeva sul capo lo spettro del fallimento. Senza togliere nessuno dei grandi meriti che il Piemonte ebbe di fronte all'unità italiana, vi ho detto, Nitti era un unitarista convinto, che è stata in gran parte opera sua, bisogna riconoscere del pari che senza l'unificazione dei vari stati, il Regno di Sardegna, per l'abuso delle spese e per la povertà delle sue risorse, era necessariamente condannato al fallimento. La depressione finanziaria, aggravata tra il 1849 e il 1859 da un'enorme quantità di lavori pubblici improduttivi, sottolineo, aveva determinato una situazione da cui si poteva uscire se non in due modi, o con il fallimento o confondendo le finanze piemontesi a quelle di altro stato più grande, che poi fu proprio quello che successe. Ho sottolineato il termine improduttivi, perché, come abbiamo detto prima e come vedremo ampiamente nelle prossime trasmissioni, la corruzione in Piemonte dilagava e quindi molti politici facevano approvare lavori pubblici per interessi personali, per interessi privati, perché erano collegati a aziende o a imprese che dovevano fare dei lavori, perché volevano fare bella figura con il proprio elettorato, e quindi molti lavori pubblici non avevano senso. Questa è una cosa che ritroveremo tale quale nella Italia unita dal 1870 al 1880 in poi. E quindi anche oggi vi ho consolato con tante belle notizie, tante belle informazioni, tante informazioni tristissime sulla nostra bella unità. Grazie per avermi seguito e alla prossima settimana.